Gentili amici telespettatori, carissimi amici della Campania tutta e oltre, buonasera a tutti da parte di Angelo Martino, da parte di Aldo Pietrosanti, da parte di Emilia Guadagno, da parte di Santolo Guadagno, ma soprattutto da parte dei Parià. Ciao, e grazie. Buonasera, a tutti. ciao. Buonasera a tutti e benvenuti a Pazziam E Pariam, ecco. Ma devi pariare assai, no poco, No, devi no, pariare, qua- devi far Pariamo. pariare pure a loro. No, Pariam? ma loro devono pariare, A i loro. telespettatori insieme a noi. Il nostro è solo un piccolo aiuto che dobbiamo dare. Poi questa sera si pazzi e si paria. basta. Aldo, Que- noi siamo una cosa di più. No, assolutamente. No. Allora, dovete Pariam. sapere, cari amici telespettatori, che tutto il programma è nato proprio per coinvolgere questo duo ormai famosissimo in tutta la Campania, con i loro spettacoli coinvolgenti nelle feste di piazza e quindi con la vostra musica soprattutto partenopea, napoletana. Soprattutto e particolarmente partenopea, noi ci teniamo proprio tanto. Perfetto. Ma Poi, questo è il discorso di questo programma, è dare valore a Napoli e a tutte le città della Campania. perfetto, perché dobbiamo rivalutare, sempre valorizzare sempre in ogni modo la nostra bella Napoli, la nostra Certo. bella Campania. Sei d'accordo, Santolo? D'accordissimo anche. Grande Santolo. Grande Grazie. Santolo. Adesso vi sembra un po' tutto confuso, cari amici, che in questo momento... Giocheremo, ci saranno dei premi, potete già telefonare, c'è il numero scritto in sovraimpressione come dicono i bravi presentatori. Però a Napoli si dice cuonce, cioè incominciamo a riordinare un po' le idee perché dobbiamo spiegare, no? Certo. Essendo la prima puntata e quindi ci perdonerete naturalmente anche se qualcosina non andrà proprio nel Ma noi verso abbiamo giusto. tanti santi in paradiso. Esatto, perché tu mi dicevi una cosa quando siamo arrivati qua in studio, Ho che fatto succede? un piccolo studio, Eh. un'indagine. Allora, là abbiamo Santolo. Sì. Santolo Guadagno, che poi dovete sapere che lui è un Santolo Guadagno di nome e di di fatto, fatto. vi farà Poi vincere. diremo, Tu diremo sei tutto Angelo. dopo. Angelo, Sal, altro Angelo, Scopa, Emilia e Aldo. Insomma, Aldo pare che non E ci Aldo che ci tanto. azzecca. Però il cognome è Pietro Santi. ecco, quindi ecco. praticamente Quindi- siamo in buone mani. Siamo in buone mani. stiamo in paradiso io direi, a questo Siamo in punto. paradiso. almeno Non crediamo, vorrei accelerare i tempi, però. Però i speriamo. napoletani dicono diversamente. Cioè? Possiamo battezzare un asino. Perché? E si dice se battevo ciuccio. Con tre angeli. Con tre angeli. E dove sta C'è il Pietro terzo? Santo. Ah, non c'è l'altro No, non angelo? c'è, dobbiamo trovare Dobbiamo un cercare un angelo. angelo. C'è un Ma abbiamo angelo. questo angelo. Perché Sono io. con tre angeli abbiamo sì, la nostra L'altra, bellissima, l'angioletta. È un angioletto. Abbiamo catapultato nel vero senso della parola qui in TV. Lei praticamente era l'oscuro di tutto. Avevamo bisogno di una presenza femminile che purtroppo non c'è stata, ci doveva essere. È arrivata la nostra Emilia qui a farci compagnia. Ti fa piacere? Vi facciamola parlare. Assolutamente, un angelo disceso dal cielo. Sì, si sente un angelo? Catapultato. Catapultata. Secondo me, Io direi proprio di sì. Guadagniamo 2 volte in questa sera. Perfetto. Poi Allora, Angelo, vabbè, lo sai, amici, tanto lo darei adesso numero. ricapitoliamo un po' le idee. Tra un po' vedrete già il primo dei contributi pubblicitari, perché a Napoli si dice senza soldi. Non si cantano messe. Perfetto. Appunto. E quindi seguite sempre con molta attenzione anche la nostra pubblicità. Dopodiché andrà in onda già la nostra bellissima sigla che abbiamo realizzato in una splendida giornata di sole a Piazza Plebiscito dalla Napoli stagione. fortunatamente ci regala sempre il sole, sempre. Sempre. Ci sta, c'è Sempre. stato là, ci sta anche qua. E il, Anche qua con noi. e il sorriso Certo. soprattutto. Quindi vi vedrete questa bellissima sigla e rientreremo in studio e tu spiegherai i giochi. Però, Però loro se ne devono scappare. Eh. Mi hanno chiamato già dalla location dove Cioè? andranno a cantare. Perché l'HBO, che effettivamente voi dovete fare un Già concerto. dobbiamo adesso. andare? Ok. Adesso dobbiamo andare Ok. lì. Che però- macchina abbiamo? una per un- Bentley. Una pentola, che hai detto? Bentley, Una Bentley. Bentley, perfetto. Quindi, Scusa, vogliamo dire proprio la verità? No, no, non la diciamo la Non verità. diciamo. Vabbè, dilla, perché? No, No, no. perché Dilla, io avevo dilla. detto diciamo la Bentley. La verità è che ci sta giù una smart e io ce la metto pure a ridere, non so come ci C'entrate? però arriviamo là, non vi preoccupate, arriviamo e facciamo un concertone. Allora, loro andranno all'HBO, Hotel Belsito di Certo. Nola, dove li vedremo in collegamento con noi, quindi li sentiremo dal vivo, che è la cosa più bella che sanno fare, oltre alla loro simpatia maestosa, quindi andate, Troppo raggiungete, buono, andate troppo piano piano, mi Piano, raccomando, piano. guonce. Guonce, piano, E piano. noi ci vediamo giusto tra 4 minuti, non di più, non allontanatevi, anzi cominciate pure a prenotarvi Al numero che c'è al numero che scritto c'è in 081 193 24 238. perché vi spiegheremo i giochi e i premi, soprattutto che avrete la possibilità di vincere. E anche Certo. poi la figura di questo personaggio che ancora non abbiamo detto, lo diciamo subito dopo quando rientriamo. A tra poco amici, buon viaggio, ci vediamo tra poco. Ciao, 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 ragazzi. ciao. Dopo, ragazzi. Ci vediamo. Buon concerto. Ciao.
A me mi piace pazzia, a me mi piace paria, mi piace ridere, mi piace sta con voi mocca, mi piace sfottere mozzarella e ballare una tarantella e pensare che la vita è bella, forse perché sono nata qua, ma che bella città, o solo stai a casa qua, a vinetta fan cantare, si mena per la paesa, e pazzianna, e parianna, tutte guai ci scordiamo, ma vogliamo allontanare e pensieri a chi c'è da è pazzianna e parianna tutti insieme rimostiamo per passare un po' di tempo pazzianna tutto quanto ma parianna. A me piace pazzia, a me piace paria, mi piace ridere, che ci posso fare? La te pensieri viene a casa, stiamo aspettando a te per pariare, la vita è bella non ha sprecato, a sta cazzata che do papà, ma che bella città, le notti di cantare, la gente cara sta qua, vive Napoli paesa. E pazzianna e parianna, tutti guai ci scordiamo, ma vogliamo allontanare e pensieri a chi c'è da è pazzianna e parianna, tutti insieme rimostiamo per passare un po' che tempo pazzianna tutto quanto ma parianna. E pazzianna e parianna, tutti guai ci scordiamo, ma vogliamo allontanare e pensieri a chi c'è da è pazzianna e parianna, tutti insieme rimostiamo per passare un po' di tempo pazzianna tutto quanto ma pariamo. Pazziamo, pariamo, pazziamo, pariamo. Che dobbiamo dire? Che dobbiamo dire? È una bellissima sigla, dobbiamo ringraziare i Parià che ci hanno dato questa bella musica. Dobbiamo ringraziare soprattutto la bellissima Giornata di Sole, tutti i napoletani che hanno contribuito insomma, alla realizzazione, ma soprattutto la location. È stata una giornata di festa. La location naturale, insomma, quella piazza per il Piscito baciata dal Abbiamo sole, una che terra fa che la dobbiamo solo ringraziare perché ci ospita. sempre. E allora, dobbiamo far giocare ragazzi, dobbiamo un attimino anche spiegare come funzionerà insomma, questo gioco, questo pazziamo e pariamo. Andiamo nel dettaglio. In effetti noi dureremo insomma, sicuramente fino, se non cambia qualcosa, all'Epifania. Quindi Fino a ogni 6 mercoledì gennaio. ore 21 incollati qui a Julie Italia. Che cosa dovete fare? Chiamare come già stanno facendo, abbiamo già delle telefonate in attesa e sperare di vincere qualche piccolo giochino che faremo. Questa vittoria vi permetterà di prendere un numero dall'1 al 90 e sarà vostro fino all'Epifania, anzi fino al 5 gennaio. Fino al 5 di gennaio, quando ci sarà Perché il appunto 5 l'estrazione gennaio che ci sarà? L'estrazione dell'otto normale. dell'otto. I 5 numeri abbinati agli 5 numeri che usciranno ovviamente sulla ruota di Napoli avranno dei premi. I premi quali sono? Allora, noi con i premi è un work in progress, si stanno veramente di giorno in giorno così, stanno aumentando. Anzi, noi diciamo per gli il amici momento quelli sponsor più ne sono meglio è. Bravo. Noi diciamo per il momento quelli che abbiamo e quelli che metteremo sicuramente in palio il 5 di gennaio, i primi 5 estratti. Poi diremo nel corso delle puntate, quindi l'invito è anche a seguirci ogni mercoledì sera a partire dalle ore 21 qui su Julie Italia fino appunto al 5 gennaio. Certo. Diremo i vari premi ai vari numeri, primo, secondo, terzo, quarto e quinto estratto sulla ruota di Napoli. Però io mi permetti di dire Come i no, premi niente perché è il piatto forte, se vogliamo. Iniziamo a è dire giusto quelli là che dire. sono belli, importanti, quelli là che sicuramente daremo Anche perché non 5 facciamo gennaio. finte, che veramente le cose Capri. E iniziamo Mica- con un buono di 400 euro messo in palio dalla Pilli Beauty Spa che si trova presso la galleria commerciale Le Pendici nuovissima ad Ercolano. Anche lì un magnifico panorama dalla sopra. Bellissimo, quindi avete 400 euro a vostra completa disposizione per farvi massaggi, per
farvi tutto quello che volete, rilassarvi nella piscina di acqua termale, insomma è una cosa straordinaria, con 400 euro uno si mette a nuovo. Anche una coppia si va a fare Quasi un quasi bel ci vado. circuito. Non ne hai Di bisogno. tasca mia. Vuoi diventare più giovane? Direi di sì. Ok. Poi abbiamo un buono di 300 euro in carburante. Se no come ci arrivi là sopra? Bravo. Ci devi mettere la benzina. Pensate un po', 300 euro in carburante, vista che la benzina aumenta sempre di più, insomma abbiamo deciso di omaggiarvi con 300 euro di carburante. Niente Ti sembra male. poco? Non è poco assolutamente. Abbiamo poi un anno di fornitura per una famiglia, e qui vorrei un grosso applauso, di prodotti La Palma francese, vale a dire pelati, piselli, fagioli, insomma per un anno voi non dovete fare la spesa di tutti questi prodotti, grazie alla Palma Industria Francese di Palma Campania. Allora ringraziamo anche loro. E quindi altro premio straordinario, anche questo qua, direi. Perdici. Abbiamo poi diciamo il pomodoro, che ci manca? La pasta sul... A Napoli chiaramente si abbina, si sposa tantissimo Sa fare insieme, ecco. i maccheroni con la salsa. E chi abbiamo ce una li dà grande questi maccheroni? industria artigianale di pasta che è di Nicola Russo Pastificio, che si conosciamo. sede a Cicciano. Nicola Russo, il grande mitico Nicola, che mette in palio una serie di prodotti per tutta Sì. la famiglia, appunto di vari formati. Anche Quindi se la veramente famiglia è tutti- numerosa. numerosa, tutti i vari la facciamo formati a- possibili e immaginabili, ben 40 tipi di pasta. Immaginate un po'. Straordinario. Oh. Ogni giorno un piatto diverso. È finita qua? Non è finita qua. Una bicicletta. Certo, dopo un po' di pasta e pomodoro c'è bisogno di Dopo una pedalare. buffata, come Quindi dire. a ruota libera si trova a Marano, in via Lazio. Quindi abbiamo mangiato, abbiamo fatto un po' di sport, adesso a questo punto ci andiamo a riposare, però andiamo anche a rimangiare, perché c'è un weekend per 2 persone presso l'Hotel Belsito Le Due Torri di Mano Calzati ad Avellino. Nella suite andrete a riposare. Nella Una suite favola. Una favola. Andrete nella suite, andrete lì, Si passerete riposa, si mangia. un weekend, mangerete con piatti tipici, Relax. cenerete con piatti tipici dell'Irpinia, perché è proprio nel cuore dell'Irpinia questo hotel, quindi ringraziamo anche il Peppe Miele, insomma, di questa disponibilità che darà a uno dei nostri fortunati amici telespettatori. E dulcis in fundo abbiamo un altro premio straordinario che ha messo in palio Davan Gem Gioielli, bellezza. creazioni Oraf, è un pendente, lo state vedendo anche in sovraimpressione, da un'idea di Paolino D'Avanzo, l'oro di Napoli, un pendente in pietra lavica che rappresenta il Vesuvio, Monte Somma e il Golfo di Napoli. In pietra lavica argento, è davvero un premio bellissimo, straordinario, ed è una chicca, ed è una novità che fanno loro con le loro sapientissime mani, quindi soprattutto anche Ed è un premio Paolino. indicatissimo perché è proprio inerente al nostro tema, Napoli e Campania. Perfetto. Potresti fare un regalone a tua moglie? Ci penserò, caro Pensaci, Sandro. pensaci, che lei merita. Cosa vogliamo fare? Vogliamo adesso prima giocare o prima spiegare un attimino Sandro la sua figura, poi in effetti qua qual è? Io direi di partire subito con un suggerimento perché Santolo ci fa, dal suo cognome, capite anche, ci fa guadagnare qualcosa. Sempre Ci l'ha proviamo. fatto nelle sue trasmissioni, nei suoi trascorsi tra RAI, La- ma anche con noi ha già Esatto, io vorrei presentarlo. dato il meglio di sé. Il buon Santolo Guadagno, Rai Sì, 1, sì, con i sì, fatti sì. con Domenicaini, fatti vostri, affari tuoi, soprattutto era abbinato alla TG1, lotteria. TG3, insomma. Un po' dappertutto, perché Eh. dovete sapere che lui, dai fattarielli che succedono durante magari la settimana, quei fattarielli un po' simpatici, particolari, estrapola dei numeri. Estrapolando questi numeri li fa giocare. Noi invitiamo sempre i nostri amici telespettatori, mi raccomando, Moderatezza massima. a giocare poco, Divertiamoci. È bravo, il nostro è veramente l'invito a giocare poco e giocare bene. Pazziamo. Pazziamo. Quindi prendete carta e penna, se tu sei d'accordo. Io prima sono della- anche pronto con la grafica. Con la grafica, prima della prima telefonata, ci inoltriamo subito in questo campo Certo. dell'articolotto, così l'abbiamo denominata questa Mi stai questa invitando rubrica. proprio, come dire, Eh. scalpito. Bene, cominciamo a far capire ai nostri amici Tu mo dimmi telespettatori. che cosa hai trovato, quale ho fattariello, me lo vuoi chiedere, dai. Si fa la domanda e si fa la risposta stesso. Sei un grande. Quindi. Dici il primo fattariello che hai trovato, qual è? Ecco, cari telespettatori, questa settimana per cominciare, come dire, Stiamo bene, mi raccomando, perché la prima puntata, salutiamo tutta la redazione di Giuni Italia in questo momento che sta avvenendo, ci perdonerete, l'abbiamo già detto in Anzi, precedenza. ringraziamo anche i tecnici. Ringraziamo, sì, soprattutto tutti coloro che stanno in Francesco, questo momento Luca, alla regia, Martina, Francesco, Gaetano. i nostri cameraman, un grosso in bocca al lupo e buon lavoro a voi e sopportateci perché siamo buoni alla fine, vai. sì, alla fine siamo. Allora, che cosa ho scelto? Ho trovato questo articolo sul Mattino. Fammi Quindi, sentire, fammi a sentire. Montoro, quindi Montoro. giochiamo nella nostra Avellinese. regione, nella Palla come? Maiale fugge dal recinto e finisce
nel fiume, recuperate da vigili del fuoco. Il maiale proprio. Sì, il maiale proprio. O purk, Benissimo. come si suol Detto in dire. napoletano. Soprattutto in Allora- questo periodo che di carne si sta parlando, ahimè. In maniera Questa cosa mi ha infausta. molto incuriosito, perché poi non è che tutte le settimane su un purk va Si fa il a bagno, finire nel diciamoci la fiume, verità. voglio dire, e poi che non sapevo nemmeno notare che arrancava praticamente nel fiume. L'hanno notato, hanno chiamato i vigili del fuoco, straordinari anche in questa situazione, lo hanno imbragato, tolto dall'acqua e praticamente lo hanno salvato. Di Ma solito lui che pensava? E Perché ti quando pare che lo- a Santo lo guadagni sta cosa? non Non faceva sa- Ehi! chiaramente lui. Dove- Anche perché a volte i vigili del fuoco vanno a salvare, non so, dei gattini che vanno Sì, sugli sì, sì, alberi. adesso cioè, in invece il questo caso, maialino. proprio il maialino. Il Perfetto. maialino. Ed è Allora, una che notizia cosa, che... che cosa ho pensato? Ho pensato di giocare 4, perché chi gioca all'otto sa che il purk, il maiale fa 4. 24 fanno i vigili del fuoco perché come le guardie fa sempre 24 e 42 il fiume. Noi che cosa faremo? Giocheremo Ambo Eterno, lo giocheremo a Napoli e tutte recupereremo subito per incominciare subito la puntata, quindi riepilogando, caro Aldo, giocheremo 4, 24 e 42, Napoli e tutto. O primo Fattariello è tutto. Questo è il primo terno da giocare chiaramente anche con l'Ambo che il buon Santo Lo Guadagno ha fatto e ha creato per la nostra trasmissione per Pazziam e Pariam. Ma a proposito di gioco, vogliamo iniziare ad entrare nel vivo, caro Aldo? Sì, Cosa ne sì. dici? Prima di accogliere questa telefonata, però volevo anche lanciare un'altra iniziativa che riguarda invece il calcio Napoli. Sì. Sappiamo che noi abbiamo fatto l'ultima trasmissione che era Sgolati, ci sgolavamo per il Napoli. Salutiamo il nostro amico dottor Agnello Lauri, che ci ha dato una grossa mano con sicuramente sta vedendo. tutti gli altri amici che hanno partecipato a quest'altra avventura. Ma concentriamoci sul Napoli che sta facendo una buonissima stagione con il nostro mister Sarri. E tutti gli amanti del Napoli, quelli che insomma vogliono e seguono questa squadra, possono interagire con noi, però da dopo la trasmissione, perché ancora non è pronta la cosa, su Facebook. C'è sulla nostra pagina di Facebook, Pazziam e Pariam, quindi vi invito anche a mettere un bel mi piace perché se no non potete interagire, potete andare a vedere, c'è un album di foto con una sola foto che mostra il logo della partita Napoli-Udinese che ci sarà domenica. Ebbene, vogliamo che voi la commentiate dando il vostro pronostico. Deve essere il risultato esatto, per esempio, faccio un esempio a caso, 3-1 per il Napoli, ma anche 3-0 va bene, anche meglio, e dovete cercare di indovinare anche i marcatori. Se avete detto per esempio 2-0, dovete darci 2 marcatori, ovviamente del Napoli, se parliamo della vittoria del Napoli, Higuain e Insigne. Che cosa succede? Che tra tutti quelli che hanno azzeccato il risultato esatto, quindi proprio il 2-0, no? Non solo che il Napoli vince, il 2-0 esatto, con l'esempio che stiamo facendo, andiamo a vedere poi chi ha indovinato anche i marcatori. Insomma, quello che ha indovinato il risultato esatto e anche più marcatori avrà diritto a un numero del sul nostro tabellone. Perfetto, che diremo poi di volta in volta. Parteciperà poi al Diremo di sorteggio volta in del 5 volta. gennaio. Ma adesso io sono sicuro che i telefoni stanno incominciando così ad essere incandescenti per incominciare a giocare con noi. A quale gioco giochiamo? Andiamo a vedere la, diciamo, on base, cioè il nostro appeso, perché noi cerchiamo anche di valorizzare la Sì, soprattutto lingua napoletana. la terminologia, i paroli, i detti Sì, sì. napoletani, partenopei, quindi faremo tutti i giochi che hanno a che fare con la nostra bellissima Certo. Campania, direi, in generale, insomma. Dobbiamo- Napoli è la nostra capitale, la capitale della Campania, però parleremo appunto di cose che riguardano soprattutto la nostra amatissima terra. E allora, possiamo accettare questa telefonata? Emilia, vedi un po' se c'è qualcuno in linea. Pronto? Ci sei? Ciao, Buonasera. Ciao, come ti chiami? Sì, sei tu. Hai detto non sono io, ma sei tu. Sono Luigi, mi chiamo Luigi. Ah, Luigi. Buonasera. Ciao Luigi. Buonasera a Da tutti. dove ci chiami? Da Casoria. Ah, Casoria. Benissimo. Sì. Hai visto la sigla, Luigi? Ho visto? La sigla. Sì, ho visto tutto. Ah, bravissimo. Sì, allora dall'inizio. Luigi, sei ufficialmente il primo giocatore della stagione di Pazziam e Pariam, quindi io, anche se metaforicamente, ti farei un grosso applauso da tutti quanti noi. Non hai vinto ancora niente, sì, però grazie. cerchiamo di darti questo numero. Lo vuoi il numero?
riportare anche fortuna a voi e che voi me ne portiate a me. Allora questo è il nostro certamente, scopo, certamente. Luigi. Vai. Allora spieghiamo a Luigi home base che cos'è. Il vecchio, vi ricordate, l'appeso, dovete indovinare una parola. In questo caso abbiamo cercato sempre parole napoletane, un po' più facili, insomma partiamo con una parola di sole 6 lettere, quindi non so se si vede bene nella grafica, sono 6 lettere. Sì. Luigi, innanzitutto inizia a dire una lettera che secondo te potrebbe essere inserita in questa parola, una a caso ovviamente, perché tu non puoi sapere di che stiamo parlando. Una lettera Una parola qualunque. una lettera, No, una lettera, solo una lettera. consonante o una vocale. P di Palermo. Ce ne stanno 2. P di Palermo ce ne sono 2, quindi possiamo già assegnare eventualmente. No. Può andare avanti. Può andare avanti. Allora, se sbagliavi Luigi ti facevamo un gioco di riserva, ma tu puoi ancora andare avanti, ancora non sei andato in riserva. Allora, questa è una parola di 6 lettere, hai indovinato 2 lettere in questa parola, ne Sì. puoi indovinare qualcun'altra, dici un'altra lettera, una vocale o una consonante, ti posso solo dire che c'è una sola consonante ancora. E ci sono I. 2 vocali. I. Eccola qua, ci sta anche la I, l'hai trovata, una I. Puoi ancora andare avanti se vuoi, devi andare avanti perché sennò va a fine che poi non vinci, se no dai la possibilità agli altri di subentrare. Stai usando mio figlio, dici un'altra lettera. G di Genova. Non c'è. Però aspetta Luigi, non te ne lasciamo andare a bocca asciutta, cerchiamo di cominciare a dare qualche numero? No. Prima di arrivare al numero dobbiamo far partire un altro gioco. Il chi è? È un indizio di un personaggio in questo caso. Abbiamo 12 indizi, scegli un numero da 1 a 12, ovviamente all'inizio sarai un po' svantaggiato, però tu potrai anche richiamare più tardi, non ci saranno problemi. Dimmi un numero da 1 a 12, noi ti diremo un indizio e poi in base a questo indizio tu dovrai provare a indovinare questo personaggio. Se lo indovini avrai il numero, vediamo un po' se ci riesci. Ok, 5. 5, vediamo il numero 5, eccolo qua. Ho scritto tante commedie. Chi può essere secondo te Luigi? Che ha scritto tante commedie, napoletano? Peppino De Filippo. Peppino De Filippo? Niente? No, Mi dispiace. non ci sei andato ovviamente lontano. Però ti dobbiamo ringraziare e salutare. Luigi, devi tornare a partecipare però. Ciao Luigi, grazie per essere stato il primo a partecipare a giocare con noi a Pazziam e Pariam. Io direi subito... Un'altra telefonata? Un'altra telefonata, facciamo un'altra e poi passiamo perché mi hanno telefonato già gli altri che sono arrivati praticamente anche all'HB Hall. Ok, quindi tra un po' ascolteremo, sì. Allora, vediamo se velocemente questa home piece la riusciamo a completare. Vai Emilia. Chiama, vediamo un po' che è in linea. Pronto? Chi abbiamo in linea? Pronto? Pronto? Ci siete? Sei pronto? Abbiamo problemi perché il centralino penso che sia oberato di telefonate. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Questi sono gli inconvenienti della diretta. Abbiamo una telefonata? Pronto? Beh, allora, se non c'è la telefonata in questo momento che abbiamo un piccolo problemino tecnico, io direi a questo punto veramente di passare la linea ai nostri amici che ci hanno... Eccola qua, pronto? Abbiamo sentito un fischio all'interno del nostro studio. Ok, allora a questo punto noi diamo sicuramente la linea all'HB Hall di San Paolo Belsito, presso l'Hotel Belsito, sala ricevimenti, dove ci attendono i vostri mitici Parià. A voi! Allora noi siamo prontissimi, siamo carichissimi e facciamo una canzone che praticamente ci dice il nostro nome e fa in questo modo. Pronti? Prego. Ma chi se c'ha con geni mi mette a suonare, la musica mi porta allo sto cuore può viaggiare, rinde note una canzone che mi fa arrivare, a to sole bote se ne scordi sa faccia, ma mo pariamo, mi sta a mancare,
Sbatte mano può portare, chi studia e mi piace fa, paria. Ai se male ne ferma, tutto insieme noi ama, paria. Sbatte mano può portare, chi studia e mi piace fa, paria. Ai se male ne ferma, tutto insieme noi ama, paria. Partiamo, pariamo. Al solito hanno fatto in un lampo. Sono Bellissima arrivati là anche la velocemente. location, bellissima anche la location dove si trovano i nostri, Certo, i nostri la parià, HB Bellissimo. Hall. Tu preparati Hanno per il fatto- prossimo articolo. Sono già pronto, Sono sarei già pronto, sarei già Sì, pronto. ma calma, calma. No, Prendete carta certo. e penna, sedetevi comodamente. Che cosa state facendo? Lasciate tutto, ormai è quasi ora di cena, anzi, è superata già Perché quei abbondantemente. 3 numeri che verranno dopo saranno il botto. Esplosivi, però noi continuiamo a giocare con Dobbiamo Aldo. dare questo numero. Allora, cominciamo. abbiamo qualcuno in linea? Emilia, vedi un po' se c'è qualcuno. Pronto? Pronto, pronto. Ciao, chi sei? Come ti chiami? Io sono Enzo. Ciao Enzo, di dove sei? Ciao, io sono di Napoli. Ah, no. Ah, che bella voce che hai, Complimenti. Enzo. Ah, Enzo, grazie, hai una grazie. Chi ha grande- detto che ho una bella voce? Hai una voce, Angelo. hai una voce radiofonica. Angelo chi è? Angelo sono io, ciao, Enzo. Ciao, ti posso fare un complimento? Dimmi. Mi sembri Massimo Boldi. Ah, ti ringrazio, adesso Perfetto, sì. mi dà l'impressione di Massimo Boldi, è carissimo, è proprio bello. Non me l'avevano mai detto, guarda, c'è sempre... No, però appena ti ho visto mi ha ispirato a Massimo Ti Boldi. dirò una cosa, caro Enzo, guarda che quando avevo i capelli, Qualche anno fa, biondi, qualche anno fa. addirittura era un po' più magrotto forse. Poco fa, diciamo, poco fa, Poco diciamo, fa. una ventina d'anni fa. Diciamo così, caro Enzo, anche di più. mi dicevano che somigliavo a Umberto Tozzi. Figurati, io lavoravo in radio, una volta feci un concerto, presentai Umberto Tozzi, avevo i capelli lunghi proprio alla Tozzi e le fan sfegatate sotto al palco che cercavano me, che avevano preso, mi avevano scambiato per Umberto Tozzi. E lui è no. Incredibile. Capelli fa. Adesso Vabbè, ci siamo ti trasformati. posso dire, Però ti amo ti. scusami Enzo, Ti amo ti. ti amo ti. Ti Bravo. amo, ti- Gloria. sì. Lui è un personaggio radiofonico. Gloria. Gloria, ti Gloria, amo. Ti amo, uno dei primi 45 giri che io mettevo in radio quando si mettevano Wow. sui piatti, sui dischi, che poesia, che quella di una volta. Guerriero di Beh, Cortegino. siamo quasi coetanei, ci Siamo dividono qua- una ventina d'anni, diciamo. tra Ma noi. hai fatto anche radio per caso? No, radio no, però insomma ho seguito molte trasmissioni. Bravo, bravo, Fai bravo. del Un altro Enzo, complimento, fai se mi è teatro. possibile, visto che la serata inaugurale volevo farlo ad Aldo. Sì. Aldo. Ah, grazie. Mi dà l'impressione di Fabrizio Frizzi. Addirittura. Proprio mi ha ispirato, sì, io. Vabbè, poi stiamo Complimenti, L'eredità, complimenti. facciamo Complimenti. stiamo facendo un po', coniamo un po' tutti, va. Diciamo che Sandro assomiglia un po' a Castagni. No, no, poi troveremo bisogna pure- darvi una mano, bisogna No, lanciarvi. ma figurati, Certo. siamo stati Va già bene. lanciati parecchio. Voglio dire, hai notato le somiglianze di tutti? A lui che cosa dici? Chi ti può somigliare? Sforzati un attimino. Ma parlano poco quello che, però non voglio anticipare quello che è una delle risposte del quiz. Ah. Diciamo il nome, Edoardo. Sei un grande. Però a volte anche il tanto compianto Castagna, insomma. qualcuno- Sarà per quello che Anche tratta. lui, ma Per diciamo il- Castagna negli ultimi tempi, proprio quando Sì, poverino sì. non stava È più un bene. cultore, Te lo il nostro ricordi? Enzo. È un cultore. Eh. Enzo, ti passo Aldo per il gioco, vai. Allora Enzo, Benissimo, veniamo a noi. grazie, Abbiamo in sospeso Obbiso, l'appeso. Obbiso. Quindi Appeso. Luigi prima ha indovinato solo, diciamo, 3 lettere su 6 che compongono questa parola. La P iniziale e diciamo verso la fine la I e un'altra P. Ci mancano altre 3 lettere. Dimmi un po' una lettera che potrebbe Una essere qua dentro. consonante potrei dare. Sì. Oh, quello che vuoi. Ce ne sta. Ma si può vedere lo schema? Si può rivedere Eccolo un là, attimo? eccolo Sì, un attimo solo che lo mettono in linea. Eccolo. Eccolo qua. Vedi, sono 6 lettere, forse non si capisce bene, ce ne mancano 2 tra la P e la I e l'ultima dopo l'ultima P. Cioè, ma la seconda P è finale? La No. seconda P, poi dopo c'è un'altra lettera. Ah, ho capito. È una parola napoletana. Ah, un'altra è una parola napoletana. Sì. Io ti devo dire, ero convinto che fosse cappio. Le 2 P e la No, I no, mi no. dava No. in qualche modo... Quindi mi trovo un attimino scoperto. Di- insomma. di- Quindi di- è una parola napoletana, potrebbe essere
Dammi no, solo vabbè, una lettera. Sì, provo con una consonante, dai, provo con una consonante con una C. No, mi dispiace, non c'è la Vai C. con l'indizio. Allora, l'indizio, per vedere il personaggio, può darsi che là sei più ferrato. Dacci un numero da 1 a 12 tranne il 5 perché già è stato detto. Allora, da 1 a 12, 1. Reina. Grande tifoso del Napoli. Eccolo qua. Sì, grande, però lui porta il 25, uno per identificarlo che è Il portiere. Sono nato nella seconda metà dell'Ottocento. Questo è l'altro indizio. Ah, quindi... Ha scritto... quindi Edoardo Scarpetta. L'hai questo c'è. beccato Bravo, subito. bravo. Complimenti. Io stavo per dire Edoardo De Filippo, però questo ho è stato capito, proprio il ho fatto capito. 1, poi è uscito, Scarpetta. insomma, non poteva quindi essere è Scarpetta perché e non era De il padre, Filippo. praticamente. Bravissimo. Assegniamo Allora, subito il primo numero. andiamo vai, a Aldo. prendere il tabellone. Hai capito la modalità del nostro gioco? Adesso tu questo numeretto lo porterai con te fino al 5 di gennaio, quando ci sarà l'estrazione finale dei 5 super premi. Quindi attenzione, scegli per bene il numero che vuoi. Hai un numero particolare, un numero che ti porta Da 1 a fortuna. 90 hai detto. Sei il primo, guarda, praticamente inizi Il primo, diciamo il primo e l'ultimo, scelgo il 90. il 90. Beh, Il 90. bravo. Allora, sei il primo Andiamo che a prendere. sarà un bel lampo anche questo, no, uno è nel forte. 90. È un bel anno. Eccolo io qua. lo Vediamo se la consiglierei. grafica ci aiuta. Il 90, beh, abbiamo detto il 90, poi facciamo magari il riepilogo generale con la schermata, Aldo, non è importante. Sì, vabbè, abbiamo il assegnato il 90 l'importante è ad che non- Enzo, io l'ho coperto qua, dopo vediamo se i tecnici si Enzo, riescono a farci vedere il tabellone. Cipollino, che è venuto così spontaneo. Ti non a ringraziamo caso. per la tua chiamata e seguici, continua a seguirci, mi raccomando perché... Posso dire solo una cosa, diciamo, siccome Aldo ha toccato l'argomento Napoli, Sì, no, sui commenti, sui pronostici, Sì. io direi una cosa, zitta. zit. Ah, sui commenti Napoli dici Napoli calcio. Sì, dici. zitto, non si no, dice, no, zitto, 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 zitta, chi sa possiamo voi uno, arrivare, zitta, chi sa non voi uno. diciamo, Non diciamo, senza zit, dire nulla. Sì, ok, Zitta. perfetto. Ciao Enzo. va bene, buona Enzo. serata, ciao Massimo, Ciao, ciao, Aldo, Enzo. ciao Edoardo. Ciao Edoardo, Ciao. i nostri salutiamo anche Gaetano E Martina che e accolgono Martina le che accolgono le telefonate. telefonate e che prendono e che segnano tutti i Certo, numeri. il lavoraccio, Il pure lavoraccio. loro. Beh, stiamo incominciando ad entrare in carburazione. Avete capito che qui di sera si giocherà e si parlerà tantissimo con la musica di Parà. E poi un'altra cosa, scusami se prima della telefonata ci saranno anche dei cabarettisti in seguito, dei comici che ci Certo. allieteranno. Andremo per le strade di Napoli a cogliere più sotto Natale, però quelli che sono gli umori dei napoletani. Quindi sarà un programma veramente a 360 gradi che prenderà tutta la nostra bella Napoli, la nostra bella città. Certo. Quindi seguiteci e soprattutto vincere. Vai. Allora, vediamo se c'è un'altra telefonata, facciamo un altro appeso o un altro ombiso, come si suol dire. Dobbiamo sempre continuare con quello, chiaramente. Sì, giusto? no, sì, hai ragione. Ancora Sì, non ancora lo l'hanno hanno indovinato. C'è una P all'inizio, prendiamo la telefonata. Pronto? 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 Signora, buonasera. Buonasera, Il suo nome? Ciro da Barra. Va benissimo. Signora, le passo Aldo. Ciro. Ah, Ciro. Ciro. Signora, mi scusi. Cioè, signora, Sei Ciro. Sei Ciro. Non ti preoccupi, sono abituato. Ma quanti anni hai, Ciro? Sei giovanissimo. 42 anni. Ah, perfetto. Bella Aldo, voce c'hai una giovanile. bella voce Ciro squillante. Chiedovenia. Senti, Ciro, allora avevamo in sospeso questa parola di Vai. sei lettere. Hai già seguito prima i due precedenti concorrenti, Luigi ed Enzo? Sì. Vai, quindi veloce. dai subito un'altra Dici lettera. Una lettera. R. R. R di Roma? R di Roma, sì. Non c'è. Non c'è. E non ci abbiamo neanche più Non l'indizio. abbiamo anche più l'indirizzo, salutiamo Ciro. Ciao, Ciro, devi ciao, richiamare. buona serata. Continua a seguirci, puoi continuare a giocare. Quindi dobbiamo Un dare saluto a Sale Angelo di Radià. Ah, va sì, bene, certo. che dopo li Famiglia richiameremo, Esposito. li coinvolgeremo di nuovo ancora Certo, una volta beh, con noi. Come e no? soprattutto va bene. poi cominciano a farsi sentire le fan, perché devi sapere che loro hanno una pagina Facebook ufficiale, sono molto seguiti Certo, e sono hanno bravi. chiaramente pubblicizzato questo programma e si sono portati dietro un seguito enorme, Certo. no, di persone che appunto amano ascoltare la loro musica, a pariare insieme a loro e a giocare insieme a noi in
in questo caso, in questo frangente. Quindi abbiamo ancora questo impise che non riusciamo a... vediamo se c'è un'altra telefonata. Diamo magari. qualche aiutino Ok, pure, ok, qualche allora- cosa per vedere un attimino allora, se riusciamo... vai Emilia, Pronto? accogliti. Pronto, buonasera, sono Andrea da Caserta. Andrea, Ciao Andrea. Caserta, benissimo. Bella Salutiamo voce. anche Caserta. Complimenti E tutti con la casertani. trasmissione e non voglio giocare, devo fare solo una considerazione per rispetto vostro e Sì. per tutti i napoletani. Sì. Se è possibile. Come no? se stiamo nei limiti, mi dica velocemente, dica. Sì, mi inquadrate anche loro. Girette su Rai Nazionale domenica, offesi il popolo napoletano. Sì, allora, caro... sì, No, scusa un Dai. attimo. Dici. Potrei rispondere, ho finito. Il popolo napoletano, lui ci deve sciacquare la bocca. Va Non bene, ho va niente bene. da dire contro il popolo napoletano. Lo sappiamo. Perciò ho telefonato a voi. Va, grazie. Per offendere i napoletani. A Roma sta la mafia della capitale. Grazie di cuore, noi Dacci una lettera, su, Da- gioca anche tu, dacci una lettera, vediamo se riusciamo a indovinare la parola. abbiamo ancora un po' no, ringraziamo il signore che ci ha chiamato da Caserta, poi soprattutto da Caserta. Salutiamo tutti i casertani. Tutti i casertani, che poi questa è stata una cosa, purtroppo è stato l'argomento, se Certo, vogliamo, della settimana. La La domenica non si che parla stasera d'altro. Noi assolutamente non diciamo nulla, non vogliamo entrare nel merito, No, no. stiamo qui per giocare, Ci per facciamo parlare, per scivolare pazziare. le cose addosso e dobbiamo divertirci. Appunto, cerchiamo di indovinare sta parola. C'è un'altra telefonata? Pronto? Allora no, mi dicono che è pronta forse La pubblicità. La pubblicità. Allora noi ci vediamo giusto da 3 minuti e con l'articolo 8 e con la prima sorpresa anche dalla ricerca Prenotatevi. di Martino. Prenotatevi però i numeri di sovraimpressione. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta qui da Giuli Italia per questa prima puntata di Pazziam e Pariam. Ci stiamo divertendo, dai, Ci stiamo divertendo, possiamo definirla sicuramente una puntata in gergo, beh, si dice iniziamo. zero, nel senso che praticamente innanzitutto abbiamo già ringraziato l'ospitalità che abbiamo avuto in questa splendida realtà televisiva campana, una delle più eleganti se vogliamo, non lo facciamo per una sviolinata perché siamo qua, ma effettivamente è No, così. è proprio così. È così e quindi salutiamo l'immenso pubblico che Giuli Italia ha a disposizione. Quindi seguiteci ogni mercoledì sera perché avrete la possibilità di vincere dei premi straordinari. Li abbiamo elencati prima, li elencheremo magari dopo, successivamente, perché abbiamo una telefonata in linea. Allora subito carissima, possiamo continuare. bellissima, Benissimo. Mora. Mi permetti, papà? Certo. Emilia. Il nostro Pronto? Emilia. La nostra. Il nostro No. sì. La telefonata di prima. Buonasera, Ciao. Ciao. Come ti chiami? sono Silvio, sono un Ah, carissimo amico di Aldo. Carissimo Silvio. Ciao Silvio, Ciao buonasera. Silvio. Mi fa piacere che ti stai divertendo vedendo questa trasmissione, sì, spero sì. almeno. Come vede io la seguo sempre in tutte le sue avventure. E allora, Silvio, vediamo. Salve Angelo, Ciao. buonasera Angelo. Ciao caro, ciao, buonasera. Velocemente, vai, abbiamo altre telefonate. Abbiamo una lettera da dare per questa parola? Allora, io penso che ci sia la lettera L come Livorno. C'è? No, purtroppo Non c'è la Silvio, lettera. non c'è, Ah. non c'è. Vabbè. È E una allora sarà per la prossima. Sarà per la prossima. E allora Arrivederci. direi di salutare Silvio, ciao, ci sentiamo ma anche più tardi, potete richiamare, non c'è problema. Caro Santolo, vogliamo eccomi qua. passare? Santolo, qua. Santolo Guadagno, con il secondo fattariello della settimana, che cosa ci racconti? Questa è pure un'altra cosa che Particolare. ci spassamano poco, ecco come si suol dire. Carta e Il- penna, voi ce l'avete, lapis, anche quella, la matita, quella spuntata, non quella rubata all'Ikea, mi raccomando. Il Avete- tu hai mai- Gazzettino- scusa, avete mai rubato matite? Vabbè, Il Gazzettino di Venezia riporta questa notizia. C'è un ladro in casa, in questo periodo che mi pare che vediamo mariuoli da tutte le stanze, no? Insomma è un periodo che si parla di là. E quindi c'è un ladro in casa. non è una cosa normale. No, chiaramente, non è lo una cosa diciamo. normale, però quello è il fine poi che mi ha dato lo spunto. E il signore che ha visto quest'ombra che girava per la camera ha preso un bastone, insomma, Sì. che aveva lì, e l'ha lanciato contro il ladro. Era ladro. No, non ero un ladro, ero un figlio. Era il figlio perché era nella penombra. rientrato un po' tardi per non farsi notare dal padre che era fuori orario. Allora camminava, sai, Quattro, zitto, e si è beccata una bella legnata in testa. Al che poi il figlio se l'è cantata. Diceva, ma che fai? Ma sì, ma io sono tuo figlio. E quindi la cosa poi ha preso, come dire,
data il risultato, poi come insomma ha avuto un buon fine, ecco. E Sandro lo comunque il guadagna ragazzo proprio sta per bene, questo. lo rassicuriamo Sì, tutti, sì, insomma, sì, non sì, è- non ha sì. avuto nessun E problema. la stranezza della cosa, perché io le stranezze le vado a cercare, caro Lui Angelo. cerca le stranezze. Allora, che cosa ho pensato? Di consigliare ai nostri telespettatori che da casa ci seguono di fare una puntatina piccola piccola sul numero 48 che, caro Angelo, rappresenta la notte. 48 la notte. Non lo sapevo questo. E invece fa 48 la notte. Vabbè. 81, caro Angelo, fa il papà e il figlio, fa 81. Io ci ho voluto mettere proprio in assoluto anche il padre, perché il padre in questo fattariello ha un ruolo, come dire, certo, principale, no? principale, ha Poi dato la legnata. diventa padre e figlio in seconda istanza, certo, ma può certo. aumentare il padre. E quindi riepilogando... E il padre quando fa? 8 fa il padre, quindi noi faremo 48, 81 e 8, andremo sulla ruota di Venezia perché è capitato da quelle parti e giocheremo anche per tutte, per recuperare, come dicevo prima, un pochino di quelle che investiamo. Pochino, caro Io Angelo. 48, 81 e 8. Non so se abbiamo anche in linea la telefonata che dovevamo fare con la ricevitoria. Se mi dicono dalla regia. Buonasera. Buonasera. Chi è che parla? Sono Giuseppe. Giuseppe Di Martino, il titolare della rivendita della fermata Porta Nolana. Buonasera Giuseppe. Buonasera, signor Salve, Giuseppe. buonasera. Buonasera Peppino, Grazie, buonasera. Grazie per avermi invitato alla vostra trasmissione. Cosa ne pensi dall'altra parte? Lei che ha a che fare sempre con i numeri. Una bella trasmissione, mi piace, frizzante. Ok, questo ci fa vogliamo, piacere, la ci fa frizzantezza, è vero. Infatti abbiamo passato parola a tutti i nostri clienti per poter farvi vedere stasera. Non avevamo in dubbi, diretta. Peppino. Caffè pagato, come si suol dire. Sì. Grazie. Caffè appesi a Ditemi. tutti. Giuseppe, Allora, sei in grado di darci una rima con pazziamo e pariamo? Noi pazziamo Allora, e pariamo perché? Perché... Non ci scucciamo. non ci scucciamo. Ci scucciamo, No, ecco, sì. sì, ma perché bisogna sorridere. Ok, perché anche bisogna se non è sorridere. rima, va bene lo Giuseppe, stesso. La nostra è sempre. una filosofia vincente, deve essere solo ed esclusivamente di sorriso, sorridere. Quindi Esatto. abbiamo chiamato il signor Di Martino perché fa un po' il punto della situazione, come una delle ricevitorie più importanti di Napoli, il resto sta praticamente giù a piazza al terminale della Circumvesuviana. a Porta Nolana, quindi una diciamo, ricevitoria storica. Lei che ha a che fare sempre con tantissimi giocatori, che appunto quale potrebbe essere il terno più gettonato a livello Allora, di ricevitoria? signori, noi vi consigliamo il 15, il 18 e il 27. 15, Benissimo. 18 e 20. Sulla ruota? Segnateli 15, 18 e 20. Sul Napoli da giocare per tutta la settimana. Per tutta la Certo. settimana, quindi a partire da giovedì. Da domani. Certo. Esatto. Certo, quello è il Questo è, ricevitore, infatti. ti dà anche vabbè, l'acqua è un chiaro. po' al suo mulino, è normale. Ok, Giuseppe. Va bene così, Abbiamo Giuseppe. visto anche che nella sua ricevitoria si aggirano strani personaggi, abbiamo È visto. vero, è vero. Noi ci affidiamo anche a degli amici che sono assistiti e qualche volta ci danno qualche chicca, abbiamo il mistero, abbiamo qualche imbasciata, diciamo. No, io parlavo di Jack Sparrow, parlavo del il pirata. personaggio Jack Sparrow è un mio cliente fisso. E avremo è il qui re del cosplay napoletano. possiamo già lanciare questa chicca per tutti i nostri amici telespettatori, perché più sotto Natale, chiaramente, faremo anche dei giochi naturalmente dedicati ai bambini. E verrà a trovarci. Verrà a trovarci e condurrà il gioco insieme ad un ragazzo, ad un bambino, proprio squisitamente per i bambini. Sarà la gioia dei bambini. Hai E visto? allora aspettiamo Ok. anche Jack Sparrow. Grazie Giuseppe, buona serata, grazie per la sua Grazie a disponibilità. voi, buona serata a tutti e buon lavoro. Grazie. Buonasera, Grazie, Giuseppe, così con- buonasera. Con la freschezza, abbiamo un'altra telefonata in linea, dobbiamo indovinare questa parola appesa. Sì, se ancora quell'appeso e dobbiamo cercare Facciamo di una capire. cosa, siccome abbiamo dato un solo numero, vogliamo darne uno almeno se indovinano una lettera adesso. Va bene, va bene. Sei va d'accordo? Sei d'accordo Sandro? Sì, Vai. d'accordissimo. Allora, chi sei? Pronto? Pronto? Vai, chi sei? Come ti chiami? Pronto? Mi chiamo Damiano. Damiano. Ciao Damiano, da dove chiami? Da Napoli. Che zona di Napoli? Barra. Perfetto. Damiano, allora vai con la tua lettera, velocemente, vai. Uo. La lettera? U di Udine. Ce ne sono due Due! addirittura. Noi gli diamo due Bravissimo. numeri, ma diciamo abbiamo promesso che diamo un numero, Un quindi numero. lo facciamo stoppare? Sì. Cioè gli diamo subito il Facciamo numero. una cosa, se indovina la parola gliene diamo anche un altro. Due numeri. Due numeri. Addirittura. Addirittura. Hai detto che ti chiami, scusami?
Damiano, allora attenzione, vediamo un attimo la grafica se ci aiuta un attimo in sovraimpressione per vedere questo appeso, ecco, allora abbiamo Pu e poi finisce con Ipu. Quale potrebbe essere la parola? Se la indovini... La lettera mancante. Come? Putipu. Putipu, Esatto. Bravissimo. Bravo. Esatto, allora, Aldo, esatto. per te 2 numeri, scegli. Sono solo 2 Questo numeri. è Per il Pazziamo e momento Pariamo. conservateli in cassaforte fino al 5 di gennaio. Quali numeri? Certo. Allora, il 90 già è stato dato, è stato dato ad Enzo, quindi... 74. 7-4. 7-4? Mettiamo il fagiolo. Poi? E 9. 9,74. I nostri amici... Damiano della base. Damiano, cosa fai di bello nella vita, Damiano, caro? Sono studente. Cosa studi? Tecnico amministrativo. Uno studente che studia. Che c'ha la testa C'è sulle una bella laurea. Benissimo, Damiano. Damiano, hai Un lasciato saluto già i a recapiti. Salle ed Angelo. Grazie, Va Salle bene, Angelo, ti che ringrazio. tra pochissimo li Tra poco incontreremo. canteranno Buona ancora. serata. Ciao. Che vogliamo fare? Vogliamo dare, già sono pronti, la linea Salle ad Angelo? Senti, io direi abbiamo fatto questo gioco, quindi il Putipu, a proposito del Putipu, ricordiamo che È uno strumento, è uno strumento tipico napoletano, Ah. tipico anche del carnevale di Palma Campania, certo, del quale sai qualcosa. io ne so qualcosa del carnevale di Palma E Campania. quando ne sai qualcosa? Ahimè, purtroppo in questi giorni sta vivendo anche un po' di maretta. Io spero che le acque si calmino, perché come ho succede in letto tutte le qualcosa, famiglie, però- in tutte le famiglie, ragazzi, la quadriglia è una cosa straordinaria, bellissima da vedere, di cuore lo dico. Facciamo in modo che questa bellissima festa, unica, devo dire Sì. unica in Italia, perché è diverso da tutti quanti gli altri carnevali. È Avete vero, dato- e io ci Allora, sono stato. scusate, mi avete passato l'assist a questo punto, io non sapevo manco di questa parola. vero, è vero, Devo un è vero. attimino spendere solo questa parola per quanto riguarda quello che sta succedendo a Parma, che alcune quadriglie non si vogliono iscrivere alla manifestazione, è completamente sbagliato. Pensate solo e esclusivamente al bene di questa grande festa unica in Italia, perché si differenzia da tutte quante le altre, non hanno i carri allegorici, ma bensì un'enorme schiera di ragazzi, di giovani vestiti in un certo modo, In costume. tutti vestiti fatti in loco, scelgono una scenografia, è davvero un carnevale da vedere, da bello. Il 2016 sarà un carnevale bellissimo, eccezionale. Parola di Angelo Martino dei Pazziamo e Pariamo. Ok, perfetto. Allora, vogliamo dare la linea Vogliamo a la linea? Sal ed Angelo? A Sal, Angelo dall'HB Hall di San Ci Paolo siete? Vestito, ci Ci siete? siete Pazziamo, ancora? anzi, pariamo un po', andiamo. Forza, un po' di musica a questo punto. Consolateci. Ciao, rieccoci qua facendovi sentire un'altra canzone che ci abbiamo nel cuore. Questa canzone fa così. Vaga, distrattamente abbandonata, dolce sotto la nasconuta. Mani intesa che fa, farai tardi. Vado fischiando se la casa assurda. E a luna rossa mi parli te, mille domande si aspetta a me, e mi risponde se io può sapere, ma non ci sta nessuno, e campo non fa vedere, ma tutta gente che parla di me, risponde tardi se io può sapere. Luna rossa, chi mi sarà sincera? Luna rossa, sono chiusa e l'altra sera senza vedere. E dico ancora che aspetta a me, con un balcone stanotte tre, e prega tanto non muovere. Non ci sta nessuno.
I nostri parià dalla Capiol che adesso invitiamo a ritornare qui in studio. Certo. Li Vabbè, dobbiamo ammirare falli da un vicino. attimo rilassare e poi dopo con la loro grande macchina, La grande che smart hanno la ritornano. Forza, correte Annunciamo qua. subito il prossimo gioco. E allora abbiamo un nuovo gioco perché è stato risolto un bis di prima che era il putipù, la parola da indovinare, una parola classica della musica napoletana, e rimaniamo in tempo musicale. Dobbiamo cercare di indovinare una canzone napoletana famosissima. La difficoltà c'è, ce la mettiamo, anche se siamo un po' di angeli, un po' di santoli qua, ci mettiamo anche un po' di diavoleria. E allora la telefonata è in linea. Chi è? Pronto? 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 Eccola, chi sei? Mi chiamo Raffaele, Ciao Raffaele, di dove sei? Da dove chiami? Massa di Somma. Perfetto, Massa di Somma, quindi è alle pendici del Vesuvio. Sì. Benissimo, allora senti un po', ti faremo ascoltare questi 20 secondi di canzone rovesciata, noi l'abbiamo definita smerzata, e tu dovrai cercare di capire il titolo. Scusami, prima di fare la partita, chiaramente a questo punto noi diciamo a tutti i nostri amici telespettatori di alzare il volume del televisore, perché se non dovesse indovinare il nostro amico, noi ci auguriamo di no, che indovini magari, potete essere avvantaggiati successivamente, perché questa canzone resterà ancora, giusto? Certo, finché Allora, non la indovinano. Sentiamo. Ci proverò. Vai. Sentiamo questa. Si può capire. Hai capito? Città Policinelli. Vediamo, non lo so se è quella. Vediamo dalla regia se ci dicono che è così. C'è la conferma? Se parte la musica reale. È questa qua, perfetto. Bravo. Cosa fai di bello nella vita? Pronto? Sì, Cosa fai di bello nella vita? sono pensionato. Ah, un pensionato La giovane. voce non sembrava. Ah, qui abbiamo un altro pensionato, Sono un ferroviere pensionato. Ah, bene, bene. Però un bevi pensionato, immagino, perché dalla voce... C'è una voce, come dire, Quanti anni puoi dare al signore dalla voce? ma 62, 63, non più di tanto. Ha indovinato, Bravo. Ha indovinato. Bravo, hai indovinato. Tra pensionati ci si capisce. È vero. È vero, Raffaele? Allora, scegli un numero, via Roaldo. Vero, vai col numero che ti spetta, e poi dovrebbe essere per te quello fortunato del 5 gennaio per avere uno di questi fantastici premi. Raffaele, pensaci bene. Devo scegliere un numero... Da 1 al 90. Quelli che vedi scoperti dall'1 al 90, ti dico che sono coperti il 9, il 74 e il 90 che già sono stati scelti. Ho capito. Il 50. Il 50 nel bel mezzo del cartellone, eccolo qua. Sì. Lo abbiamo anche coperto con il nostro fagiolino, come facciamo a casa quando giochiamo a tombola. Ok, Lo allora... devi memorizzare e tenerlo con te, caro Raffaele, fino al 5 di gennaio. 5 di gennaio avrai la possibilità di vincere uno dei fantastici premi che mettiamo in palio, un buono di 400 euro in trattamenti messo in palio dalla Pilli Beauty Charm, un buono di 300 euro in carburante, una fornitura per un anno di prodotti La Frattese La Palma, un gioiello d'Avangem e poi ancora un weekend per 2 persone, la suite. Lui e la signora vestito, una bicicletta. Uno di questi premi può essere suo. Grazie e buona serata. Buonasera Raffaele. Grazie a voi. Io direi, grazie Raffaele, ciao, direi che siccome è andata bene questa canzone la riproporrei ovviamente con un'altra stessa, canzone. no? Un'altra smerzata. Sarebbe troppo Nel comodo. frattempo diamo anche il tempo a Santolo che non c'ha chiaramente No, bisogno, si deve perché già preparare. l'ha preparato. Certo. Il terzo fattariello della settimana. E sfiziosello pure questo. È sfiziosello. Sapessi quanto lo è. Abbiamo qualcuno in linea? Pronto? 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 Eccola. Questa volta è una donna. Questa volta è una signora. Buonasera, Buonasera, come ti chiami? mi chiamo Anna, Ciao Anna, da dove ci chiami? chiamo dal Vomero. Ciao Anna, ciao a tutti. Ciao. Vi sta piacendo Ciao, questa Aldo, ciao a trasmissione?
Sì, molto. Grazie. Quando si tratta di giocare su cose di Napoli sono sempre contenta. Bene. Adoro la mia città. Bravo, bravissima. Noi, Questa è noi una- napoletani abbiamo questa città nel cuore, non potrebbe Sì. che essere così. altrimenti. Il nostro vuole essere comunque tutto sommato uno spot sempre continuo, no? La bella Napoli, insomma, quindi rivalutare un Sì, po' anche sì. queste cose qua. Anche Quindi perché- giochiamo, pazziamo e pariamo intorno a queste cose, quindi cerchiamo di portare un po' di allegria anche nelle Certo. vostre case, che purtroppo sappiamo che in E questo questo è lo periodo- scopo, poi, questo è lo scopo. Ok. Allora Anna, sei pronta? Sì. Facciamo partire il Sì, sono contributo. pronta. Dalla regia 20 secondi un'altra canzone alla rovescia. Eccola, è finita. Alla fine si è capita. Forse si Forse riesce a sì. capire. Vediamo. Forse sì. Per caso è a Rumba dei Scugnizi? Vediamo se la regia ci dà il Sentiamo. contributo. Sentiamo. Questa rumba dei Scugnizi. Casa balla tutto qui. Troviamo pizza in Casa pasta se carini. Si te fai passare per qui. Strizza non ma se Come gusta di sciappi. Chiude sprint da qui. Come tanta piranina. Dammi la scizza qui. Fino a quando non scavi. Scegli Anna, subito un numero. hai vinto anche Dimmi. tu il numero, la possibilità di scegliere un Grazie. numero da 1 a 90 per i fantastici premi che poi ci attendono il giorno prima dell'Epifania. Sì, sono convinta sul numero 8. È convinta. Ok, Lei è ok, convinta allora, sul se numero. sei convinta tu, lo Va, siamo anche noi. Se sai cosa fai di bello nella vita, tu convinta. Sono maestra Maestra. elementari. Ah, elementare. E dà gli 8 Sì. ai suoi alunni? Abbastanza. brava, Loro brava, danno brava i numeri maestra. più di me, veramente. Come? Non ho capito, scusi. Loro danno i numeri più di me. Vabbè, però... Però Va bene è una così, cosa dai. bellissima lavorare con i Stare bambini. con i bambini. è Come sono sempre questi bello. bambini Veramente. di questa new generation, la generation della crisi, così come è stata Sì. soprannominata, no? Perché stiamo vivendo questi 8 anni di crisi. Come sono questi bambini? Sicuramente sono molto svegli e sono anche molto sensibili comunque, bravo, è quindi vero. vanno trattati con molto tatto e delicatezza, sicuramente. Hanno bisogno tanto di nostre attenzioni. Sì, dalla voce si sente che lei è davvero una maestra lì già al proprio dovere e lo farà con affetto e come mamma, perché ricordiamoci che i bambini poi soprattutto delle scuole elementari hanno bisogno del supporto dell'insegnante come ancora una mamma, perché poi sono ancora ragazzini piccoli, giusto? Certo. Sicuramente. Allora, conservi questo 8 e io me lo ricorderò Grazie. della donna 8 di Anna. di Va Anna. bene. Grazie e complimenti ancora. Decisa. Buona serata. Grazie. Ciao Buonasera Anna, ciao. signora, buonasera. Abbiamo ancora una telefonata. Ok, allora prepariamo un'altra canzone. Un'altra canzone, vai. vedi con i giochi più veloci, più soft, drink veloci, più e veloci. now. Aspetta, A volte mi vado a escono dei prendere. termini carini, ma io li dico lo stesso. Tanto che Sei fa? un grande. Pronto? Chi abbiamo in linea? Pronto? Eccolo, chi Chi sei? Buonasera. Sono Michele da Serra. Michele da Cerra, la città di Pulcinella. Prima abbiamo infatti. sentito la canzone di Pulcinella, no? La città di Pulcinella. Già passata. Vabbè, però... le Buonasera, canzoni napoletane buonasera sono Michele, innumerevoli. abbassi un po' il volume del suo televisore. Perché se no c'è... Se lo abbassi, eccolo qua. va Non bene? non deve abbassare il televisore materialmente, perché una volta io feci un gioco, Sì. molti anni fa, devo raccontare sta chicca simpatica, facevo un gioco in televisione tipo questo, insomma, qualche altra cosa, e dicevo, mi raccomando di abbassare il volume, abbassare il televisore, ce lo sto mettendo in terra, che sono, cioè, non abbassarlo a terra, abbassare il volume del televisore. Michele, ciao, buonasera, dici. Ciao. Ah, pensavo Comunque che già io lo stavi ti salutando, sento, ma devi giocare il mio a telefono. come? Ciao, nel senso l'ho Lo salutato. so. Allora, Michele, sei pronto per questo ascolto? Però un'altra allora canzone. devo alzare il volume perché altrimenti non sento. Allora va È bene. sordo. Vai alza un po' il Sono volume sordo, sì. e noi mettiamo un attimino di pausa e poi mettiamo subito i 20 secondi della canzone. Pronti? Vai, pronti? Via! Vai. Non
non stiamo in Arabia, non abbiamo i No, mal di pancia. era un po' più soft rispetto alle altre, forse anche un po' più difficile. Però ti è Non so capitata se questa. ho capito bene, ma Vediamo. potrebbe essere Carmela. Non lo so, vediamo. Vabbè, però la regia deve confermare. Beh, Carmela? potrebbe essere. L'intro mi sembra quello. Lo possiamo dire. Caro Michele, hai vinto anche tu queste canzoni. Siete bravissimi. Questo gioco lo rifaremo ancora? Sì. perché Michele, siamo bravi scegli tutti. subito un numero, dai, veloce. Sì, è 35. Aspetta che te lo vado a acchiappare. 35, noi mettiamo il fagiolino sulla tombola nostra napoletana. E questo numero per te sarà il numero, speriamo, fortunato del 5. Anche a te la solita domanda, cosa fai? Lo sappiamo, vedete che ti dico, fai il pensionato pure tu. Il collega di Sandolo praticamente. Cioè pensionato. Allora, Pensionati. amici telespettatori, Allegri pensionati. Bravo, l'importante è essere allegro. siamo in Bravo. diretta dall'Inps per presentarvi, perché a questo punto, scusate. Grazie Michele, buona serata. Grazie a te, buone cose, buon divertimento per il programma. Grazie. Ciao Michele, buonasera. A questo punto, se ci lasci un attimino, andiamo a raccontare il terzo facciarello. Certamente, come no. Eccomi qua. Vai. Che è un pochettino macabro, però se voglio riuscire, parliamo di un morto, però con un esito straordinario. Proprio morto? No, pareva. pariamo. Questo è successo dalle parti di Roma, ma io se ne ho fatto veramente che raccontate così può sembrare una barzelletta. Prendete carta e penna. Stavano facendo il funerale di questo signore, quindi stava in chiesa, improvvisamente si sono sentiti dei rumori strani che venivano dalla bara. Capirai lo spavento, che insomma una cosa tremenda. Perché Cioè, poi praticamente stavano facendo il funerale, questi a un certo punto incominciano a sentire dei rumori che vengono. hanno chiamato gli addetti, insomma, capisci ma me, Sì, gli addetti. quelli lì che devono praticamente poi dopo scoperchiare il tutto. Come l'avevano chiuso, così l'hanno riaperto, perché io continuava a dare pugni sotto Addirittura. Sì, l'hanno aperto, lui è balzato, come dice il giornale, dalla bara e ha tentato di aggredire il parroco che stava celebrando il se non funerale. sono Guarda, questi questa è numeri. una cosa straordinaria. E se non sono questi numeri, e ripeto, e se non sono questi numeri, E che facciamo? Stiamo a perdere tempo. Allora, è facile così, 47 è il morto, anche se poi dopo ha parlato, però 47, mettiamoci 47 perché quelli là stavano facendo il funerale del morto, quindi 47. 37 il prete, perché quello poi che se l'è data, se ne scappava, perché questo veramente camminava proprio, non è e 90 la paura, perché poi fra tante stupore, fra tante queste cose qui, la gente si è spaventata parecchio, perché dice... Immagino! Capirai, non è che... E allora, che cosa facciamo? Diciamo di giocare, come dire, questo terno che è molto paesano. molto pesante. Poi sono dei numeri che a lui piacciono particolari. Assai proprio, assai proprio. 47 che sta per il morto, 37 il prete che celebrava messe e 90 la paura. Questo terno lo giochiamo a Roma perché è successo da quelle parti, insomma, sulla ruota di Roma, e una cosettina anche per tutte. Beh, allora, noi chiaramente la prossima settimana vedremo, soprattutto se qualche piccolo ambo è uscito, però vi assicuro... Sì, ma noi siamo qui per divertirci. Non Poi mettiamoci la mano vedrete sul fuoco, però lui è fortunato, quindi magari vuoi vedere qualcosa che succederà. Con questo parziamo e pariamo riusciamo a fare anche un terno per fine anno, potrebbe essere è la succe- fortuna è di successo tantissime sempre. persone. È successo? Tu lo sai bene che è successo. è successo. Migliaia di volte. Mi stanno ma che dicendo dico che stanno quasi per arrivare, vogliamo mandare prima la pubblicità? E poi dopo facciamo un ultimo gioco? Facciamo un ultimo gioco con i parai in studio che stanno per arrivare. Va bene, Va bene. come no. Io so che stanno per arrivare, mi hanno chiamato proprio fuori dalla strada. E allora siamo qui in attesa anche dei pariam. Ok, quindi ci vediamo tra pochissimo qui a Paziam e... Pariam! Eccoci, allora di nuovo Ciao, benvenuti. in studio per questo rush Ma i finale. pariam che fine hanno fatto? Stanno arrivando, io credo che siano arrivati, stanno fuori, hanno citofonato. Non è che hanno avuto problemi di traffico. Li chiamiamo, Sal, Angelo, siete arrivati? Angelo, Sal, Eccoli qua. Mitici. Ciao grandissimi. ragazzi, ma come fate ad andare avanti e indietro con una velocità incredibile? La cosa più bella proprio è stata... Che?
Ah, smart. Sì, proprio. Una bella corsa divertente. Mica Angelo, si volava. È una smart cabrio? No. No, è proprio quella là normale, cioè il modello vecchio, ultra vecchio. E allora quando vedete una smart, che colore è? La smart Nera. Quando nera. vedete una smart nera con Luccicante. due personaggi alla Modi Iene in macchina, uno con gli occhialini, uno senza occhiali, sono i parià che vanno in giro, girano per Napoli e vanno a fare i loro concerti. No, noi poi facciamo mettere pure vicino alle porte i paria, così non si possono sbagliare. Cioè, è più grande la scritta che la macchina. Vabbè, Sì. ma la smart c'ha un suo perché. Bravo Aldo. Aldo, ti posso stringere la mano, veramente? Certo. Il prossimo appuntamento vostro, quando sarete in concerto, dove? Il 7 di novembre saremo a fare una grande cena spettacolo a Allo Marianella Sciaraballo. o Sciarabà. O Voi Sciaraballo. venite logicamente. Come no? Voi ci sarete. Ma no, Voi ci sarete. Dove Io ci devi essere perché devi dare qualche numero. Io ho avuto già Angelo, l'onore di sentirli, è stato perché una tu sei un cosa troppo fortunato e facci essere anche a noi. Io Guardate. cioè, no, nel senso, come fa Bonolis? Io so Sì, il fondo schiena. Sì. Così, Esatto, così. insomma, anche. la cosiddetta paccata. Esattamente. Quindi ripetiamo il 7 novembre. 7 novembre, perché poi gli altri, allora, la settimana prossima diamo gli altri appuntamenti, Quelli però primo prossimi. è freschi. Allora, il 7 novembre siamo a Marianella al ristorante O Sciaraballo. Ah no, aspetta Angelo, a parte Che è successo? no, purtroppo mi hanno detto prima, me l'ho dimenticato, è già tutto pieno. Ah. Noi non possiamo venire. No, voi già state dentro. Ma troppo forte. No, a parte gli scherzi, non sto scherzando, veramente è tutto pieno purtroppo, però ci saranno altre, per fortuna nostra, per sfortuna di chi invece non può venire, vabbè, perché ci non sa che saranno si tante altre perde. occasioni. Caro Angelo. Voi eravate a suonare via all'HPO, come vi siete trovati? Ma All'HPO guarda, è una location spettacolare, veramente spettacolare. L'ospitalità soprattutto Bene, è ci stato fa piacere. eccellente Ci per, fa per piacere. davvero. E molte fan hanno chiamato poi salutandovi. Vi porto i saluti di molti nostri amici delle Grazie, ciao a tutti svelare quanti. Un piccolo segreto, Cioè? che in quella location è stato girato anche il nostro promo. Vabbè, l'avete Che visto? va, no? andrà, che continua ad andare. Certo, la nostra- E devo ammettere che ogni volta che lo vedo mi fa sempre una grande emozione vedere il grande Aldo Che sta quasi per cadere nella piscina. No, mi piace assai le entrate. Chiedo scusa. No, lascio- mancano 6 minuti, facciamocele insieme queste telefonate. C'è Sì, qualcuno? allora abbiamo un altro Vai. gioco. Forza, chi è Vai, che è in così ci linea? pensiamo. Pronto? C'è qualcuno? C'è qualcuno in linea? Forza, Angelo, Frienne Pronto? Magnana, forza. Pronto? Forse te ti rispondono, vai. Il gioco. Pronto? Spiega però velocemente. Frienne Magnana, dobbiamo cercare di capire una ricetta di un piatto tipico napoletano. Stiamo aspettando un attimo che si sblocchino le linee perché sono intasate e quindi nel frattempo io spiego il gioco, magari arriverà. Questo piatto, come bisognerà indovinarlo? Dagli ingredienti. Per, diciamo, avere il suggerimento degli ingredienti bisognerà rispondere a delle domande sempre su Napoli e sulla Campania. Chi questa volta, siccome siamo buoni, risponderà anche ad una domanda in maniera corretta, anche se magari non indovina la becca ricetta, il numero. si becca subito il Quindi numero. domanda secca. Domanda Su Napoli. su qualcosa di Napoli. Su qualcosa di Napoli. Eccola qua, allora è pronto. Vai Sal, prendi. Pronto, chi parla? Pronto? Pronto? Pronto, Ecco. buonasera. Che bella voce. Lo Chi dobbiamo sei? ingaggiare. Chi è sei? bella. Chi sei? Come ti chiami? L'abbiamo Ve lo spaventato. dico. Guido. Aspetta, lo dico io. Incomincia con la C. Ma chi? Il nome. Ha detto Guido. Con la G. L'ha detto Guido. Scusate, Guido. non ho capito. No, è che sta ancora la Guido, smart che andava a ciao. 300 all'ora. No, sta un attimo- aspetta, l'adrenalina ancora non si deve fermare, sta ancora in moto l'adrenalina, non mi fa sedere, prego. Guido, da dove chiami? Dalla Smart, Chiudi il stava guidando finestrino la della Smart. Smart che non senti. Va bene, d'accordo, seguo il consiglio. Diceva Angelo e dice anche altro Angelo. Sì. Da dove ci chiami? Da dove si chiami, Guido? Dalla Allora, Smart. non mi chiamo Guido, ma sono ancora Ciro da Balla. È Ciro! Allora lui aveva ragione, Allora, sì. Ciro, Perfetto. Ciro, mi senti? Sì. Ma sei maschio o sei donna? Allora, tieni un disco assicurato, non ti preoccupare.
L'ho detto, Ma quale, sempre quello là? sempre chi? E allora quanti dischi avete fatto? No, ne abbiamo 3. Solamente no, dice. Allora, Ciro è un nostro grande fan e noi veramente ti facciamo un applauso qua sempre dovunque. Praticamente ci Ciro dobbiamo forever. regalare per tutti i concerti a cui è stato presente. Noi abbiamo promesso che regalavamo un CD. Ogni volta che viene, non ti preoccupare, lo porto, cioè, non ti preoccupare. Ciro, giuro. È il Ciro che noi Ciro, conosciamo. è Ciro, sì. Noi abbiamo è un debito lui. con Ciro. Ciro, effettivamente, non ti preoccupare. Allora, facciamolo parlare e giochiamo. Promesso Allora. proprio davanti alle telecamere, quindi dovrà No, per forza non di perché cose- Ciro, però posso dire una cosa. Se indovina la risposta al numero, se indovina chi indovinerà la ricetta, avrà anche una carta di Lapilli, oltre al ma non disco so dei se ce la varianti. faremo in Ciro, tempo. non Però ce Se l'ha la faremo, se no poi la Proviamo, settimana vai, prossima. Ciro. la domanda. Allora vai Emilia, dai questa domanda a Ciro. La mozzarella di quale paese deve comprare il fotografo amico di Felice Sciosciammocca in Miseria e Nobiltà? Capito la domanda? No, se mi puoi ripetere? La mozzarella di quale paese deve comprare il fotografo amico di Felice Sciosciammocca in Miseria e Nobiltà? Te la ricordi Miseria? Aversa. Aversa, giusto Emilia? Esatto. Aversa. Bravo Ciro! Velocemente, velocemente. Allora, Ciro! hai vinto già un Ciro numero non e te lo solo possiamo vuole il dare. CD, ma vuole anche il macroncello. Allora, vai. abbiamo dato il primo ingrediente, comunque il maccheroncello per 4 persone, 600 grammi. Il tuo numero già l'hai preso. Quale però, numero? Che numero ha preso? E poi vediamo. No, lo sceglie dopo. Mo andiamo avanti con questo gioco qua. Allora, potresti andare avanti con l'ingrediente. Allora, quale altra domanda abbiamo per Ciro per sbloccare il secondo ingrediente? In quale comune si trova la casina vanvitelliana dove furono girate alcune scene del film Ferdinando e Carolina di Lina Wertmüller? Capito Ciro? La casina vanvitelliana. In quale comune si trova? Quale comune? Dove furono girate alcune scene del film di Ferdinando e Carolina? Forza Ciro, forza. Caserta. Veloce, veloce. Come? Voglio sbagliare Caserta. Caserta? No, quella è la Reggio vanvitelliana. ti sei Allora, confuso. velocemente Aldo perché... E allora andiamo a dare il numero numero al nostro il Ciro. numero a Ciro. Ciro, il numero. Che numero vuoi da 1 a 90? Eccoci Eccolo qua il tabellone con tutti i numeri. A musica. La musica. 55, mamma Ciro, Bravo, sei grande. Grazie Ciro, grazie, buona serata. Ciro, un abbraccione, Ciao, ciao. ciao, Ciro. Dunque, caro Aldo, siamo in conclusione di questa prima puntata. Dobbiamo finire qua. Ovviamente Ci riprenderemo dispiace. questo gioco la settimana Ci prossima. stavamo affezionando. Io voglio salutare velocemente. C'è una telefonata? Non ce la facciamo perché abbiamo... Chi è? Dacci il numero. Il primo della prossima settimana sarai tu. Facciamolo entrare un attimo. Come ti chiami? Pronto? Come ti chiami? Pronto? Vabbè, la regia di là ci ha preso nota. Sarà il primo concorrente della settimana prossima. Cosa dire? Ok. Questa prima puntata è andata... È andata alla grande, siamo È stato emozionatissimi. bellissimo, è tu stato sei, bello voi stare siete con simpaticissimi. Grazie, grazie a insomma, voi, alla vostra... grandi. Ci oh, avete deliziato. Grandi. I numeri Sei hanno grandissimo. segnato. Salo, Angelo, sei straordinario. Fantastico. Bene, sei. bene, io sono estasiato perché Potrei la essere di compagnia parte. è stata veramente frizzante. Abbiamo avuto dei concorrenti ma deliziosi, devo dire la verità. Complimenti, un applauso lo facciamo noi a tutti i concorrenti e quelli che purtroppo non hanno potuto partecipare perché hanno trovato le linee intasate. Però prenotatevi per la settimana prossima. Emilio, velocemente, ti è piaciuta questa esperienza? Bellissima. Da ripetere. Da Ritornerà, ripetere Emilio. Ci assolutamente. sarai la prossima. Forse. E allora, da parte di Angelo Martino, Santo Lo Guadagno, Sal, Sal. Angelo Dei Parià, Emilia. ed Aldo Pietrosanti, Alla appuntamento prossima! alla mercoledì prossimo dalle 21 su Giulia Italia con Paziam. Paziam e E parliamo. Ciao. Cantate con noi, cantate con noi. A me mi piace pazzia, a me mi piace paria, mi piace ridere, mi piace sta con voi mocca, mi piace sfottere la mazzarella e ballare una tarantella e pensare che la vita è bella, forse perché sono nato qua, ma che bella città, o solo stai a cercare, a vinetta fan cantare, si mena per la paesa, e pazzianna e parianna, tutte guai ci scordiamo, ma vogliamo allontanare, e pensieri a chi c'è da, e pazzianna e parianna, tutti insieme ne stiamo, passano pochi tempo, pazzianna tutto quanto, ma parianna. A me piace
piace pazzia, a me piace parià, mi piace ridere, che ci posso fare? Latte pensieri viene a casa, stiamo aspettando a te per pariare, la vita è bella e non nasprega, a sta cazzata che do papà, ma che bella città, e non c'è da cantare, la gente cara sta qua, si venava la paesa. E panzian e parian, tutti guai ci scusam, ma voleva allontanare, e pensieri a chi c'è da. E panzian e parian, tutti insieme rimostam, per passare un po' che tempo, panzian tutti quanti a parian. E panzian e parian, tutti guai ci scordam, ma voleva allontanare, e pensieri a chi c'è da. E panzian e parian, tutti insieme rimostam, per passare un po' di tempo, panziano tutto quanto a pariare.